Eccoci qua, altro segmento del memento della nostra rubrica che questa sera dedichiamo hermano a Julian Assange. Ne parliamo tutte le settimane, ma è una situazione che stiamo seguendo da vicino da tanto tempo e che purtroppo non sta registrando, diciamo così, dei passi avanti. La cosa, diciamo, interessante è che in questo periodo ci sarà la possibilità nelle prossime settimane di vedere un film che racconta un po' la battaglia che stanno come dire, combattendo i suoi familiari nel tentativo di riaverlo a casa, di poterlo rivedere libero. Ma soprattutto quello che bisogna capire, e consigliamo di andare a vedere il film perché bisogna capire chi è questo personaggio che ha avuto il coraggio di fare per noi, diciamo, e non per lui, tutto quello che ha fatto, e proprio perché ci ha informato e ci ha dato la possibilità di capire come la politica a livello mondiale, ma anche i governi, ci usano e, diciamo, nell'intenzione malsana di proteggerci, in realtà non lo fanno. E quindi cosa c'è dietro la guerra in Afghanistan, cosa è stato dietro altre guerre, e quindi sono i retroscena delle guerre, diciamo, nobili, delle grandi guerre fatte per la democrazia, per esportare la democrazia, ma poi quando si viene a sapere come sono organizzate queste guerre, allora ci viene un grosso dubbio che forse c'è qualcuno che ne approfitta, perché a dirlo è una cosa, a dimostrarlo è una cosa molto più importante, molto più grave. In questo senso abbiamo una nostra ospite che è venuta spesso con noi e ci spiegherà un po' meglio la situazione. Certo, la professoressa Donatella Mardollo, buonasera. Grazie per essere con noi, del Comitato Veneto per Assange. Allora, prima di darle la parola, abbiamo preparato un breve servizio su questo film Itaca, che sarà in programmazione a Padova il prossimo 3 luglio. Ascoltiamo il servizio, dopo ne parliamo assieme. Alla fine anche il pubblico veneto potrà vedere il film Itaca, il documentario che racconta la battaglia per la liberazione di Julian Assange. Tante le resistenze incontrate nel mondo del cinema per questo film premiato, accolto al grande festival del documentario di New York, ma non accolto a quelli di Roma e Torino. Itaca è la ricostruzione del caso Assange dal punto di vista privato, della moglie Stella Norris, del padre John Shipton e della loro campagna globale. Arriva, come si diceva, in Veneto, a Padova, dove sarà proiettato nel giorno del compleanno di Julian Assange, il 3 luglio prossimo all'Arena Romana alle ore 21:30. Il film documentario è opera del regista Ben Lawrence ed è stato prodotto dal fratello di Julian Assange, Gabriel Shipton, che ha raccontato di averlo fatto per far conoscere Julian attraverso le persone vicinissime a lui, perché lo hanno portato via da tutti, disumanizzato, demonizzato. Il film è stato un modo per riprendercelo, ha raccontato Gabriel Shipton. Il documentario mostra scene quotidiane come quelle della moglie Stella con i 2 figli avuti dal fondatore di Wikileaks, mentre telefona in carcere al marito che non ha mai incontrato i 2 piccoli in condizioni di libertà. La mobilitazione per la liberazione di Julian Assange contro la richiesta di estradizione negli Stati Uniti è ormai internazionale. È bene ricordare a tutti che la posta in gioco non è solo la vita e la libertà di un giornalista, ma è anche la vita e la libertà del mondo del giornalismo intero. La battaglia che la società civile sta portando avanti è l'ultima arma di difesa rimasta contro il silenzio e l'inazione delle democrazie occidentali, e noi non siamo certo pronti ad arrenderci. Il film Itaca è una occasione per conoscere e capire ancora meglio cosa rappresenti per tutti noi Julian Assange. Appuntamento il 3 luglio alle 21:30 a Padova, all'Arena Romana. Ecco, allora, un film bellissimo, secondo me, nel senso che tocca naturalmente i punti fondamentali di questa lotta, no? Cioè, ci sono raccontati, però non è un documentario, come dire, proprio nel senso stretto, è proprio un film e questa parte intima, diciamo, della famiglia
nel momento in cui riflette su Assange, su quello che sta capitando, cioè, è veramente toccante, è una cosa commovente, anche disperante, cioè, viene quasi da piangere. E quindi è un film, come dire, che tocca altri punti, altre anime rispetto a quello che abbiamo proiettato al Lux 2 mesi fa, un mese e mezzo fa. Ecco, è stato un film, come dicevamo nel servizio, che non è stato accolto bene ovunque, no? Qua in Italia ha avuto delle difficoltà. No, ecco, volevo un po' recuperare da questo punto di vista, nel senso che è vero, non è stato accolto per niente, con delle giustificazioni un po' assurde. Si è esposta anche Laura Morante per poter vedere questo, per farlo vedere nei festival. E non è servito purtroppo, però ecco, diciamo, in corner è venuto incontro il Festival di Bologna, Biografilm, che mi pare che si chiami, che è stato fatto la settimana scorsa, certo. Dove c'era appunto in presenza Stella Assange, che insomma in modo accorato ha parlato insomma, della situazione attuale, che è veramente disperata. E poi era presente Stefania Maurizi, Laura Morante stessa, che ha parlato, certo, a favore di Assange. Ma le cause, perché c'è questo ostacolo in Italia per presentare questo film? Ma allora, chi ostacola? Chi ostacola? Beh, insomma, i festival, pur avendo anche delle persone all'interno molto, magari, che avevano detto sì, avevano accennato la possibilità, ma poi chi comanda non credo che siano quelle persone lì, e quindi l'idea è quella che non si voglia far vedere Assange la faccia ma infatti neanche nel film si riesce a vederla, proprio lui la faccia, come dire, lo hanno sepolto vivo e vogliono che resti sepolto, questo è il punto, perché altrimenti qualcuno si domanda: ma che cosa ha fatto questo qua? Magari legge qualcosa, no? Magari si interessa, invece lo vogliono proprio che non si possa più vedere, e questo io credo sia il motivo principale. In America e negli Stati Uniti, dove la parte, diciamo, degli accusatori, tra virgolette, questo caso è molto meno conosciuto che in Italia, molto, che forse anche che in Europa, e quindi forse non sarà voglio per che questo. si diffonda questa idea della sua innocenza, del suo eroismo. Sì, d'altro canto lui comunque è stato premiato un sacco di volte, sì. Credo 25 premi abbia preso, e poi gli è stato dato la tessera di giornalista in Italia, anche in tantissime altre parti d'Europa, quindi anche questo sostenere lui non era un giornalista, lui è una spia, così fa sempre più fatica dal punto di vista, come diceva prima il nostro amico, che dal punto di vista legale le cose sono sempre peggio, dal punto di vista dell'opinione pubblica no, le cose sono migliorate, nel senso che se ne parla di più e la gente sa un po' di più, però non è abbastanza per liberarlo da lì, perché la volontà di chiudere come una tomba quella porta, cioè che non esca più niente da lui o da Wikileaks, perché non è da solo lui, no? Cioè, voglio dire, ci sono altri giornalisti, è implacabile, ecco, è implacabile. Quindi vogliono tombarlo definitivamente, e in America non ne parlano, e quindi la libertà di stampa americana evita questo argomento? Beh, mi pare che Biden a un congresso della stampa, adesso non mi ricordo, forse 2 mesi fa, ha detto proprio la frase: giornalismo non è un crimine, sì, che è una frase che noi usiamo tantissimo per parlare di Assange, ed è un po' ridicola questa cosa, nel senso che se uno va a vedere chi ha accusato Assange, la persona fisica che l'ha accusato di spionaggio, sono tutte cadute queste cose qua, cioè questa persona non è sono più. No, ha ritrattato. Quando al tempo di Chelsea Manning, perché chiariamo bene che
i whistleblower, cioè le fonti Assange non è una fonte, non è quello che va a prendere le informazioni, è quello a cui le persone lo consegnano. Quindi qua gli attacchi sono due, sono al giornalista e anche alle fonti. Come dire, nessuno qua deve aprire bocca sulle cose che scopre. E quindi anche a Chelsea Manning hanno fatto il processo, ha rischiato 35 anni, forse anche di più adesso. Primo colpo è stato 35, poi è stato in parte dopo 3 suicidi, tentativi di suicidio, e poi dopo aver verificato da parte dei giudici che è stata trattata con torture, cioè nel senso, se uno non lo lasci dormire per una settimana non è che sta bene, no? È una tortura, anche se non gli vai a mettere il coltello nella pancia. Ecco, queste cose qua sono state verificate, quindi alla fine hanno lasciato un po', hanno abbonato un po' di anni a Chelsea Manning, ma in quel processo la task force americana che diceva che in base alle cose che Chelsea aveva dato a Wikileaks e Assange, alle denunce quindi che lei aveva dato, quindi che erano state pubblicate, non era emerso neanche dalla task force americana, non erano emersi danni a persone, uccisioni, cose del genere, e siamo all'inizio, ma poi in tutti questi anni non è più venuto fuori niente. Figuriamoci se con queste accuse con l'Espionage Act, no? Dove tu non ti puoi neanche appellare al primo emendamento, cioè sei fregato, cioè nessun giornalista viene esentato, cioè può venirne fuori bene là. Insomma, questo è questa la questione, cioè non c'è possibilità di venirne fuori. Figuriamoci se diciamo questi potenti, questi governi, come dire, lascerebbero perdere un danno da fonte come Wikileaks o come Chelsea Manning, non l'avrebbero mai lasciato perdere, e non ce l'hanno in mano, non è successo. Certo. La polizia poi l'ha fatta prima Chelsea Manning, prima di darla a Wikileaks, poi l'ha fatta Wikileaks, poi ci sono stati gruppi diciamo dei giornali che collaboravano, come Repubblica, come Le Monde, sono 5-6 New York Times e altri, che a loro volta controllavano, perché pubblicare una cosa falsa non piace a nessuno, cioè, puoi andare incontro a problemi, e quindi in realtà lui ha mostrato la faccia dura del potere, la faccia cattiva, che non è solo quella delle guerre, ma anche degli scandali, no? Della mafia russa, tantissime cose, bombardamenti in Yemen, cioè ci sono tanti scandali in tutte quelle missive. Naturalmente però il più potente, il più denunciato ha preso la palla al balzo per distruggerlo, perché non è permesso che la prima potenza che si dichiara democratica possa lasciar passare il suo volto nero, il suo volto negativo, di crimine. Certo. Sappiamo che le dittature non fanno parlare, lo sappiamo già. E quindi il fatto è che se uno dice di essere democratico deve dire proteggo i cittadini, non a scanso o come dire, a togliere la libertà, ma come dire, a difendere le situazioni, come dire, le strutture strategiche della nazione per difenderci, ma poi se tu fai dei crimini non difendi i criminali che hai dentro, li denunci e li mandi in galera. Certo. E la vicenda Assange a questo punto a che punto è? Al punto che loro dopo tanto tempo sono riusciti a fare, cioè in base alle tempistiche della legge, hanno potuto fare un ricorso. Il ricorso è stato rigettato da un unico giudice che si chiama Swift. Questo giudice famigerato, dico proprio perché insieme con Priti Patel cercava di rimandare in Ruanda i rifugiati che erano scappati dalla guerra, quindi poi non sono riusciti a rimandarlo perché tanto sollevazione popolare che l'aereo è rimasto a terra, però qua capiamo che tipo di persone abbiamo. Era una deportazione, infatti ne abbiamo parlato anche esatto. in trasmissione. Quindi questo lui ha dato ha liquidato con pochissime pagine le 200-300 pagine di ricorso che avevano presentato i legali,
ed era lui, solo lui, c'è un unico giudice che ha dato questa risposta. Adesso c'è la possibilità di fare un secondo appello, perché diciamolo che Assange non ha mai potuto discutere, difendersi in aula di nessuna accusa, perché lui comunque come dire, è stato accusato ma non è stato dichiarato colpevole e condannato. Non ha potuto in nessun ambito legale poter difendersi, neanche del vecchio caso, come dire, impiantato su, pompato, diciamo, quello caso svedese sulla violenza. Sulla violenza. Quindi come dire, lui è stato impedito in tutti i sensi. Poi adesso è un anno, anzi forse 2, nel 2019, che c'è in corso una inchiesta sull'UC Global, che era l'azienda che faceva il controllo dell'ambasciata in Ecuador, dove lui era rinchiuso, ma doveva controllare nel senso di proteggere, non di spiare. Invece l'hanno spiato, si sono trovate le prove e fresca di una settimana fa è venuta fuori la notizia che la polizia non ha consegnato tutte le prove al giudice. Cioè dentro al computer del direttore di questa UC Global, che è anche a sua volta come dire, inquisito, nel senso che lui è stato denunciato per varie, sempre legate a questo caso, per vari motivi, insomma, cause. E aveva un computer pieno di cartelle con scritto CIA, le sigle della CIA, e quelle non erano state consegnate dalla polizia al giudice. Certo. Bene, cioè, speriamo che possa esserci veramente un'altra occasione di difesa per Assange, che credo possa ricorrere alla Corte europea. Sì, una volta finito l'ultimo appello che lui potrà, ricorso che lui potrà chiedere, l'unica resterà solo la CEDU, però in quella situazione dove abbiamo l'Inghilterra che è con la Brexit, certo. E comunque noi sappiamo che ci sono già state delle risoluzioni ONU a favore di Assange, considerato torturato, eppure nessuno ha fatto nulla, quindi potrebbero anche fregarsene, e questa non voglio staremo pensarci. A vedere. Noi continueremo a seguire il caso di Julian Assange, a sostenerlo, a chiederne la liberazione, anche proprio per il futuro della libertà dell'informazione e del giornalismo. Grazie per essere stata con noi. Ricordiamo ai nostri telespettatori l'appuntamento del 3 luglio all'Arena Romana con il film Itaca, alle ore 21:30, un'occasione per conoscere più a fondo chi era e chi è Julian Assange. Grazie ancora alla professoressa Mardollo per essere stata con noi. Noi andiamo in pubblicità e dopo, quando torniamo, torneremo a parlare del Mose e di Venezia. Ne parliamo tra poco.